Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Stazione ferroviaria di Lamezia bloccata dai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Tensione alta in attesa della decisione che assumerà Roma. Una dottoressa in servizio nel reparto di medicina dell'ospedale di Crotone aggredita nel parcheggio del nosocomio da un cinquantenne. L'uomo l'ha colpita con un cacciavite e l'aggressore è fermato da un venditore ambulante. Un giovane paraguaiano è stato vittima di un'aggressione all'Università della Calabria, lo hanno aggredito in 5, la prognosi è di 50 giorni. I carabinieri hanno individuato gli aggressori, ma all'università è emergenza sicurezza. Insediata la commissione d'accesso all'ASP di Catanzaro al vaglio della triade commissariale gli atti, i decreti e gli appalti dell'azienda sanitaria dopo l'inchiesta Quinta Bolgia che ha coinvolto anche 3 ex direttori generali. Ogni anno 70.000 calabresi scelgono o sono costretti a curarsi fuori regione, dalle patologie tumorali ai semplici interventi per un'ernia inguinale, e il conto per la regione è sempre più salato. Il difficile ritorno alla normalità nella baraccopoli dopo il dolore che ha colpito la comunità dei migranti. Intanto la procura indaga. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la rabbia degli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, la mobilitazione, annunciano i sindacati, proseguirà ad oltranza e oggi stazione ferroviaria di Lamezia bloccata, tensione alta in attesa delle decisioni che assumerà il governo nazionale. Continuano a manifestare gli oltre 500 lavoratori ex LSU e LPU a Lamezia. Nel pomeriggio, dopo aver bloccato 2 binari, i manifestanti hanno occupato anche il terzo, provocando nuovamente la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea tirrenica, già bloccata intorno alle 13 da analoga protesta. Questa mattina i disagi erano contenuti visto che era stato consentito ai treni di transitare, occupandone solo 2, ma la rabbia e la delusione non si placa, sono stanchi di promesse non mantenute. Rischiano di finire a spasso dopo aver assicurato per anni servizi essenziali, peraltro accumulando un bagaglio di competenze e professionalità ormai prezioso e vitale per centinaia di enti. Protestano per la mancata adozione di provvedimenti che consentano la loro stabilizzazione. Noi chiediamo la storicizzazione dei 50 milioni per poter procedere rapidamente alla stabilizzazione, e poi servono alcune deroghe alla norma perché i comuni possono assumere questi lavoratori a tempo indeterminato, soprattutto la maggior parte dei comuni qui in Calabria sono in dissesto. Ricordiamo che questi lavoratori svolgono 4.500 sono e svolgono attività primaria nei comuni. Oggi se molti comuni della Calabria erogano servizi ai concittadini, alle comunità, è grazie a questi lavoratori. Tutto nasce perché la Commissione Bilancio della Camera non avrebbe approvato alcuni emendamenti ritenuti necessari per proseguire il percorso di stabilizzazione che in Calabria riguarda circa 4.500 persone. C'è stata una mancanza di sensibilità perché di fronte a una vicenda del genere chiunque dovrebbe dare conto, soprattutto a una terra come la Calabria che ha grande bisogno di lavoro. Il fatto che c'è un disinteresse rispetto alla questione, il fatto che siamo stati costretti oggi con i lavoratori a scendere in piazza perché non riusciamo ad avere risposte su questo emendamento che stiamo aspettando sulla legge di bilancio, denota anche una scarsa sensibilità. Allora oggi è chiaro che è un primo segnale che noi diamo, perché se le risposte non ce le danno da Roma, noi ce le andiamo a prendere a Roma. A loro fianco i segretari generali di CGIL, CISL e UIL e il governatore Mario Oliverio, tutti unanimi nella stessa motivazione. I lavoratori hanno pieno diritto a continuare il loro percorso professionale con garanzie di stabilità e certezze contrattuali ed economiche. Che da qui al 31 dicembre si rischia di azzerare 20 anni di battaglie, 10 anni di lotte insieme ai lavoratori e soprattutto si mette in grosso dubbio il futuro di tante famiglie calabresi. La Calabria non ha più bisogno, non vuole più aspettare. Oggi si comincia con questa scaletta di intervento su questa tematica, il 14 se non ci saranno risposte dai tavoli romani saremo a Roma, ma sarà così anche sul tema del dissesto idrogeologico, delle grandi infrastrutture, del porto di Gioia Tauro. Ieri noi abbiamo approvato il bilancio preventivo del 2019
e nel bilancio preventivo abbiamo non solo riconfermato i 39 milioni che in questi 4 anni hanno consentito la contrattualizzazione dei 4.500 lavoratori, aggiungendoli questi 39 milioni di euro ai 50 milioni del Fondo dello Stato, ma abbiamo deciso la storicizzazione di questi 39 milioni, ovvero che nei prossimi anni nessuno potrà mettere in discussione questi 39 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di questi lavoratori. Una dottoressa in servizio nel reparto di medicina dell'ospedale di Crotone è stata aggredita oggi pomeriggio nel parcheggio del nosocomio da un cinquantenne. L'uomo l'ha colpita con un cacciavite. L'aggressore, bloccato da un venditore ambulante, è stato poi arrestato dalla polizia. Ancora un medico aggredito a Crotone. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi davanti all'ospedale San Giovanni di Dio. Vittima una dottoressa che presta servizio nel reparto di medicina generale. La professionista aveva appena finito il suo turno di lavoro quando nel parcheggio del nosocomio un uomo incappucciato l'ha bloccata, colpendola con un cacciavite al collo e in altre parti del corpo. A bloccare l'aggressore è stato un venditore ambulante di nazionalità marocchina che ha la sua bancarella proprio davanti all'entrata dell'ospedale. Mustafa, questo è il nome dell'ambulante, quando ha visto quell'uomo accanirsi contro la donna è intervenuto, riuscendo ad evitare conseguenze ben più gravi. La dottoressa è stata ricoverata nello stesso ospedale in codice rosso, è stata sottoposta ad intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato immediatamente fermato dalla polizia. Si tratta di un cinquantenne che pare ritenesse la dottoressa responsabile per la morte della madre. Non è la prima volta che un camice bianco viene aggredito a Crotone. Solo 3 mesi fa un medico del reparto di rianimazione era stato malmenato dai familiari di un paziente dopo aver comunicato la morte del congiunto. E un giovane paraguaiano è stato vittima di un'aggressione all'Università della Calabria. I carabinieri hanno individuato gli aggressori, ma all'università è emergenza sicurezza. La videochiamata per rassicurare la mamma in Paraguay. Gerardo sorride, ma il viso tumefatto, la voce debole, rivela tutta la violenza di cui è stato vittima venerdì scorso, quando è stato aggredito da più persone in una strada del quartiere Maisonette. Stavamo tornando a casa e stavo parlando con la ragazza che era accanto a me. Dopo mi sono girato e ho visto quello mio amico era... le hanno rodeato entre 5 e subito sono andato a separarli tipo per non litigare, tipo così, e questo mio amico si è allontanato e dopo mi hanno preso del braccio, mi hanno tirato un pugno e sono caduto a terra in KO. E dopo quello che mi ha raccontato quella mia amica, mi hanno tirato calcio alla faccia tipo per voler uccidermi più o meno. E dopo mi sono ripreso e subito hanno chiamato l'ambulanza. Non lo so il motivo esatto del perché mi hanno fatto questo. A 20 anni Gerardo Duarte, uno studente di scienze dell'amministrazione all'Università della Calabria, parla 3 lingue. Il suo sogno è studiare per poi tornare a casa a lavorare, aiutare la sua famiglia che per farlo studiare fa tanti sacrifici. Fanno di tutto per inviarmi dei soldi per che non mi manchi niente. Il mio sogno è mantenere alla mia mamma e al mio papà che stanno in Paraguay, che siamo una famiglia umile e che vogliono uscire avanti. Il ragazzo ha microfratture su tutto il volto, deve stare a riposo in tutto 50 giorni, poi si deciderà per un eventuale intervento dopo quello che è accaduto. Ha paura? Non so se mi possono fare più male di quello che già mi hanno fatto. Sul caso c'è l'attenzione delle autorità diplomatiche del Paraguay. È stato lo stesso rettore dell'Unical, Gino Crisci, a chiamare lo studente. Gerardo ci dice che ogni giorno deve fare una iniezione che costa 25 euro. Per lui sono tanti soldi e ha chiesto aiuto alle autorità del campus. Attorno a lui in questo momento ci sono amici, si fanno forza a vicenda in un luogo, l'Unical, che la sera, ci dicono in tanti,
ma lo constatiamo con i nostri occhi, diventa insicuro. Il passaparola tra i ragazzi parla di aggressioni anche a 2 studenti egiziani e 2 spagnoli. Che cosa succede? Intanto sarebbero stati identificati dai carabinieri gli aggressori di Gherardo. Si tratterebbe di 3 cosentini estranei all'Ateneo. Insediata la commissione d'accesso all'ASP di Catanzaro al vaglio della triade commissariale, gli atti, i decreti e gli appalti dell'azienda sanitaria dopo l'inchiesta Quinta Bolgia che ha coinvolto anche 3 ex direttori generali. I commissari inviati dal prefetto Ferrandino all'ASP di Catanzaro sono al lavoro. La commissione d'accesso, composta da un viceprefetto e 2 colonnelli, uno dei carabinieri e l'altro del GICO della Guardia di Finanza, dovrà verificare le sospette infiltrazioni dell''ndrangheta nell'azienda sanitaria provinciale. La triade commissariale, dopo l'inchiesta Quinta Bolgia, che il 12 novembre scorso ha portato all'arresto di 12 persone e che ha coinvolto anche politici e 3 ex direttori generali dell'azienda accusati di aver favorito ditte vicine all''ndrangheta, ha adesso il compito di fare piena luce sull'attività portata avanti dall'ASP e capire se e in che termini siano state violate le leggi, soprattutto in materia di appalti. Al vaglio dei commissari dunque tutta la documentazione relativa alle gare d'appalto. Come emerso dall'inchiesta, 2 ditte ritenute vicine al clan Iannazzo Cannizzaro da Ponte per 8 anni avrebbero gestito il servizio sostitutivo delle ambulanze senza che venisse effettuata alcuna gara e non solo, avrebbero agito in assoluto monopolio anche nel mercato redditizio delle onoranze funebri, della fornitura del materiale sanitario, del trasporto sangue e di altro ancora. Nell'ospedale di Lamezia, sempre secondo le risultanze investigative, gli uomini delle aziende in odor di mafia avevano libero accesso ai reparti e ai dati sensibili dei pazienti. Dopo il blitz del 12 novembre scorso, gli atti sono stati trasmessi alla prefettura di Catanzaro, che ha disposto la commissione d'accesso. Adesso ogni singolo atto, decreto e mandato di pagamento dell'ASP passerà al vaglio dei commissari. Torniamo ad occuparci dell'emigrazione sanitaria. Pensate, ogni anno 70.000 calabresi scelgono oppure sono costretti a curarsi fuori regione. Dalle patologie tumorali alle ernie inguinali, i calabresi continuano a curarsi fuori dalla propria regione, aumentando a dismisura il buco di una sanità che proprio non riesce a infondere fiducia ai cittadini o a soddisfare le loro esigenze. Sono 70.000 ogni anno quelli che, diagnosticata una patologia, scelgono di affidarsi alle cure di ospedali non calabresi, che si trovino a pochi chilometri di distanza in regioni confinanti o vicine come Basilicata, Sicilia e Puglia o al centro-nord. I nosocomi attraggono utenti e risorse, perché ogni anno alla Calabria viene presentato il conto delle cure fuori regione, salito da 256 milioni a 320 milioni nell'ultimo bilancio. Il riferimento iniziale alle ernie non è casuale, persino un intervento di routine come questo porta i calabresi, ben 316 all'anno, a varcare i confini regionali per ricoverarsi. Figuriamoci per la chirurgia toracica, che spinge il 92% dei calabresi che necessitano di intervento a rivolgersi a centri ospedalieri extraregionali. La parte più consistente della spesa sanitaria per cure fuori regione è dovuta alle patologie tumorali. L'utilizzo di protocolli nazionali non riesce a trattenere i calabresi che, secondo gli ultimi dati rivelati dalla NAO Assomed, hanno effettuato 1.600 ricoveri per ricevere trattamenti chemioterapici, 385 per cure radioterapiche, 513 sono stati ricoveri per la cura di patologie legate alla tiroide, per i tumori del colon retto 591. In sintesi, un calabrese su 6 sceglie gli ospedali di confine o del centro-nord, snobbando quelli calabresi. I motivi? Vari sicuramente, validi non tocca a noi dirlo. Si va dalla mancanza di fiducia negli ospedali calabresi, alle liste di attesa, dalla carenza di nuove tecnologie all'assenza di strutture specializzate, gap, lacune e pregiudizi che 10 anni di commissariamento non hanno spazzato via. Anzi, la sanità calabrese continua a galleggiare nel piano di rientro, imbarcando acqua e sembra più vicina ad affondare che a riprendere il largo. Il rogo nella tendopoli di San Ferdinando, il difficile ritorno alla normalità dopo il dolore che ha colpito la comunità dei migranti. Intanto indaga la procura. I residenti della tendopoli di San Ferdinando, dopo l'ennesima tragedia annunciata, tentano di tornare alla normalità, se normalità si può intendere questa specie di ghetto nel cuore della Calabria di cui avere vergogna. La morte del 18enne gambiano Surava Yait ha segnato i tanti ragazzi che vivono in questa bidonville venuti nella piana per la nuova raccolta delle arance. 50 di loro, dopo l'incendio di sabato notte, sono rimasti senza un tetto sulla testa. Si danno da fare mettendo su alla meno peggio una nuova
baracca per poter difendersi dalla pioggia e dal freddo e passare l'ennesima notte d'inferno. Sì, perché in questo agglomerato abbandonato da Dio e dagli uomini, senza nessun servizio, manca l'acqua corrente, la luce e i servizi igienici, a pochi chilometri dal centro abitato di San Ferdinando risiedono nel pieno della campagna agrumaria più di 1000 immigrati. Alcuni di loro, sotto le bandiere della CGIL, hanno inscenato una protesta davanti al campo. A vederla sembra spenta e i partecipanti rassegnati. Passa alle forme di ghettizzazione e dare avvio a percorsi di inserimento abitativo diffuso, non solo per i braccianti migranti, ma per tutti gli italiani di qualsiasi provenienza. Qualsiasi persona abbia questo bisogno gli va dato la possibilità di dormire sotto a un tetto e non all'interno di una baraccopoli. Si dirà: ma perché continuano a dormire qui? Si è costretti. Bene, continuiamo con il nostro giornale, con i nostri 100 secondi di cronaca. Una telefonata anonima ha avvisato i carabinieri della presenza di 3 tipi sospetti nei pressi dell'ufficio postale di Pizzo, in via Nazionale. I militari sono intervenuti al seguito di un furgone portavalori diretto proprio all'ufficio postale, all'interno del quale numerosi anziani attendevano di riscuotere la pensione. Alla vista delle pattuglie, 3 soggetti si sarebbero allontanati dileguandosi. Nel settembre 2017 lo stesso ufficio postale aveva subito una rapina, durante la quale il direttore era stato colpito con un pugno al volto. Il conducente di un auto articolato è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla corsia sud della 2, autostrada Mediterraneo, nel tratto vibonese. L'autista del tir, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che ha impattato violentemente contro il guardrail. A seguito dell'urto che ha fatto piegare il mezzo, l'uomo è stato sbalzato all'esterno della cabina di guida, finendo in un pozzetto per la raccolta delle acque reflue. Incendio doloso e illecita concorrenza con violenza e minaccia sono le ipotesi di reato a carico di un 59enne di Vibo, residente nel Modenese, destinatario di obbligo di dimora. La misura emessa dal GIP è stata applicata dai Carabinieri di Modena su proposta del PM e fa riferimento a indagini scattate dopo un incendio avvenuto la notte tra il 14 e il 15 aprile scorso nell'impianto di estrazione e produzione di calcestruzzo a San Cesario sul Panaro. A Vibo adesso per l'iniziativa della Fondazione Rambaldi. C'è tutto un mondo affascinante e lontano solo apparentemente, che invece può offrire inaspettate occasioni di lavoro anche qui, tra noi. Ci sono opportunità che sono possibili anche per quei giovani che vivono in provincia e che per questo si sentono lontani dai fari del grande successo e della notorietà. Perché la storia di Carlo Rambaldi racconta proprio questo, di un giovane partito dalla periferia della provincia italiana che è arrivato ad Hollywood, riuscendo a vincere ben 3 premi Oscar. Questa storia, queste opportunità, queste occasioni saranno a disposizione degli studenti vibonesi grazie ad un'iniziativa della Fondazione Rambaldi. Noi riteniamo che sia importantissimo dare un'opportunità ai ragazzi che vivono nelle province. Mio padre era di una provincia di Ferrara e quindi non ci sono limiti per poter raggiungere i propri sogni e non vogliamo che i ragazzi di provincia si sentano meno fortunati di chi vive appunto nelle grandi città, quindi è importante fare questi eventi nelle province. Dal 18 al 21 dicembre presso la Camera di Commercio nei saloni del complesso monumentale del Valenzianum gli studenti potranno prendere parte ad una serie di masterclass di meccatronica, tecnica con la quale il maestro Rambaldi concretizzò le sue realizzazioni conosciute ed amate in tutto il mondo, il mitico personaggio di E.T., gli effetti speciali di Alien e lo straordinario King Kong che gli valsero proprio i premi Oscar. Il programma prevede al mattino corsi di laboratorio meccatronico per gli studenti, mentre nel pomeriggio tutti potranno visitare l'apposita mostra per ammirare in particolare le statuette originali dei 3 Oscar vinti dal maestro Rambaldi che, ricordiamo, si è spento alla Mezzia Terme nell'agosto 2012 e qui è sepolto. Ma l'aspetto più interessante è che il Lions Club di Vibo Valentia, che ha promosso l'evento, assegnerà tra gli studenti partecipanti ai corsi meccatronici 2 borse di studio che garantiranno stage nelle aziende di meccatronica, un'opportunità unica che potrebbe aprire interessanti prospettive di lavoro. Abbiamo ipotizzato che narrare, raccontare appunto la storia personale di Carlo Rambaldi e quindi di come sia cresciuto e di come abbia fatto fortuna in questo campo sia molto importante per dei giovani ragazzi.
ragazzi. E inoltre con la manifestazione che si farà nei pomeriggi di questo evento vogliamo offrire alla cittadinanza di Vibo, e speriamo di tutta la provincia, la possibilità di ammirare queste opere degli effetti speciali, ma soprattutto di Rambaldi, per far scoprire un nuovo mondo e comunque da un punto di vista diverso quelli che sono gli effetti speciali in cinematografia. Le spoglie di Don Carlo de Cardona lasciano il cimitero per essere poste sotto l'altare della chiesa della Maddalena a Morano. Intanto procede l'iter per la beatificazione. Con una solenne e suggestiva liturgia, le spoglie mortali del servo di Dio Carlo de Cardona, sacerdote nato a Morano il 4 maggio del 1871, sono state traslate dal locale cimitero dove erano seppellite dal 10 marzo 1958, giorno della sua morte, alla chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena. Il sacro rito ha avuto inizio con l'estumazione della piccola bara nella quale il corpo era stato ricomposto nei mesi scorsi a margine della ricognizione canonica. Una serie di preghiere ha preceduto l'avvio della processione verso la collegiata, dove il corteo, intonando le litanie dei santi, è giunto per la concelebrazione della messa. Don Carlo de Cardona, lui è stato capace di mettere insieme Dio e l'uomo, le ragioni di Dio, le ragioni del cielo, la preghiera, la mistica, l'aula liturgica, la preghiera e l'attenzione soprattutto al mondo, a quella parte di mondo più fragile, più impoverita. Si conclude questa sera un'ulteriore tappa del processo di beatificazione e, se la grazia di Dio vorrà, spero da cittadino moranese di poter avere un santo nella mia comunità. Dobbiamo lavorare fino in fondo affinché questo grande sogno si realizzi. Peraltro credo che ci siano tutti gli elementi. Don Carlo de Cardona è stato un grande uomo di chiesa, ma è stato anche un grande uomo vicino alle comunità. Un sogno che si avvera, di mia mamma che non c'è più, di tutta la mia famiglia che è dislocata dappertutto, e quindi purtroppo sono soltanto io qui che la rappresento. E due, un grande orgoglio perché dopo tante tribolazioni, non solo in terra, tutte le traversie eccetera, finalmente adesso penso che riposi in pace. Le spoglie del servo di Dio riposano ora nel transetto della collegiata Santa Maria Maddalena, sotto l'altare dedicata a Santa Teresa d'Avila. Adesso lo sport, il volley a San Lucido, prova decisamente negativa per le ragazze della Volley Cosenza. Se la giudica la Physiotonic Volley San Lucido, la sfida disputata lo scorso weekend con la Volley Cosenza, 3-0 in favore dei padroni di casa che vincono nei 3 set con i risultati di 25-11, 25-8 e 25-13. Una serata da dimenticare in fretta per il Sestetto Bruzio, che giovedì prossimo riaffronterà al Palaferraro di Cosenza per la Coppa Calabria di nuovo la formazione tirrenica. Noi oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. La pallavolo femminile sconta il fatto che negli ultimi anni si è investito poco sui settori giovanili. Ci sono sempre meno atlete, meno ragazze che emergono in questo sport, tant'è che i settori giovanili fuori dalla nostra regione non emergono, non riescono ad avere un confronto reale con altre realtà di altre regioni. Toccherà all'allenatore Chirumbolo trovare soluzioni tecnico-tattiche per reagire a questa sconfitta, che coincide con una vera e propria involuzione della squadra, fin qui molto accorta e propositiva, anche se hanno pesato e non poco le assenze della palleggiatrice Ferraro e di Sara Marino a causa del riacutizzarsi di un problema muscolare. Ma il San Lucido è sicuramente una buona squadra, è una squadra esperta con ragazze che fanno di questo campionato un po' la loro culla da un po' di tempo, hanno qualche elemento che chiaramente fa salire il livello medio della squadra, è sulla stessa linea più o meno delle squadre che abbiamo visto finora, quindi Polistena, Torretta, Paola. È chiaro che a disputarsi i posti per andare in B2 saranno queste squadre qui, e se il San Lucido ritroverà soprattutto qualche elemento in una buona condizione, dato che ha avuto dei problemi fisici, penso che possa dire la sua. Ottima prova invece per la Physiotonic, il Sestetto di Del Buono ha schierato come libero la rientrante Ketty Arlia, che ha dato sicurezza e ordine al reparto arretrato. In attacco e in battuta la brasiliana Cavalcante ha dato come al solito solidità e incisività. Molto soddisfatto per come è arrivata la vittoria e per come abbiamo giocato. Il prossimo incontro ci vedrà andare in trasferta a Spezzano,
che è sempre un campo ostico contro una squadra molto esperta. Speriamo di fare risultato per riprendere il ruolino di marcia che ci compete. Adesso le previsioni del tempo. Il nostro territorio è ancora bersaglio di correnti nord-occidentali che scorrono sul bordo orientale di una figura anticiclonica presente sul Mediterraneo centrale. Avremo quindi ancora nuvola e qualche pioggia sui settori tirrenici del territorio, con temporaneo miglioramento previsto per la giornata di mercoledì. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sarà la giornata migliore con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in lieve calo sui settori nord-occidentali della regione, specie nei valori minimi. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Domani venti che si disporranno da nord ovunque, di intensità moderata sul Tirreno con mare mosso, localmente molto mosso tra il litorale vibonese e quello reggino. Lo Ionio vedrà ventilazione forte con mare molto mosso, localmente agitato il settore crotonese. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.